Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo sin dall'inizio e oggi questa deliberazione, questa approvazione del decreto legge lo dimostra. Cura Italia è il nome del decreto che mette sul piatto 25 miliardi di euro, denaro fresco in grado di attivare flussi per 350 miliardi. 5 gli assi individuati. Il primo riguarda il sistema sanitario nazionale e la protezione civile con l'iniezione di 3 miliardi e mezzo di euro. Il secondo capitolo invece da 10 miliardi punta tutto su occupazione e reddito perché nessuno perda il posto di lavoro a causa del virus. Rimpinguati il fondo di integrazione salariale e la cassa integrazione in deroga che riguarderà tutti i settori e anche le aziende con un solo dipendente. Un intervento massiccio sulla cassa integrazione guadagni estesa a tutti i settori, anche a quelli che oggi non ce l'hanno, penso ad esempio al turismo e all'alberghiero nel nostro territorio o anche al settore dei trasporti. Ci sono poi lavoratori autonomi e stagionali che riceveranno un assegno di 600 euro per il mese di marzo, prevista la sospensione dei contributi previdenziali e l'estensione del congedo parentale a 15 giorni e un voucher babysitter da 600 euro. Sul fronte del credito c'è la sospensione delle rate di mutui e prestiti con garanzie pubbliche, mentre in campo fiscale si conferma la sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi. Stop infine per 2 mesi a tutte le prove dei concorsi pubblici, semplificazioni per le imprese che sfruttano lo smart working. Tante le misure quindi, ma si tratta solo di un primo provvedimento. Questo l'abbiamo chiamato decreto marzo tecnicamente perché sappiamo già che ne dovremo fare un altro ad aprile. Vogliamo quindi avere un rapporto costante anche con le associazioni del lavoro e dell'impresa.